Viticoltori pronte al Vinitaly 2014 con due nuovi vini della linea Campedei. Sì, allora quest'anno al Vinitaly abbiamo deciso di presentare due nuovi vini, un vino fermo, un Pinot Grigio e uno spumante che è un Bianco Cuvée Brut. Praticamente questi sono dei vini che derivano da dei vigneti che seguiamo personalmente. Sono dei vigneti in cui la crescita dell'uva, la maturazione dell'uva è seguita da noi e il periodo della raccolta e della vinificazione è seguita con particolare attenzione. Perché un prodotto ad esempio come il Pinot Grigio deriva da dei vigneti che producono al massimo 80-100 quintali di uva per ettaro e la produzione di questi quantitativi ci permette di portare a piena maturità tutti i grappoli di uva e questi grappoli, una volta vinificati, possono trasferire tutte le caratteristiche di tipicità al vino finale in bottiglia. Infatti si presenta un Pinot Grigio che è particolarmente gradevole per i suoi aromi fruttati ed è un Pinot Grigio che ha avuto al Vinitaly un riscontro molto positivo. Dopodiché il secondo prodotto che abbiamo presentato è San Vincenzo Cuvée Brut, è un vino bianco spumante. Un vino bianco spumante che sotto il profilo olfattivo aromatico presenta un lieve sentore di vaniglia in quanto un 5% della cuvée è stata vinificata per l'appunto in barrique. Questo è un vino che esce un po' dal concetto del prosecco. Il prosecco è più un vino che viene indicato come vino da aperitivo, mentre questo è un vino tutto pasto e si accompagna particolarmente bene con dei piatti a base di pesce. L'abbiamo chiamato Cuvée San Vincenzo perché abbiamo letto una storia su San Vincenzo dove narra che il santo, percorrendo la strada verso il paradiso, è passato attraverso dei vigneti e passando attraverso questi vigneti ha bevuto del buon vino e ha dimenticato così la strada per il paradiso. Quindi l'abbiamo dedicato a un santo protettore del vino. Questi prodotti provengono da dei vigneti che sono stati seguiti secondo un protocollo, si chiama protocollo Magis. Il protocollo Magis cos'è? È un protocollo che praticamente permette un utilizzo razionale di prodotti antiparassitari. Ti dice che prodotti antiparassitari puoi usare e come li puoi usare. È un protocollo che va verso una razionalizzazione dell'uso degli antiparassitari, questo per ridurre l'inquinamento e per portare proprio ad uno sviluppo sostenibile in modo tale che anche le generazioni future possano beneficiare di quello di cui ora stiamo beneficiando noi.